Buongiorno da Giulio Cainarca a tutti coloro che sono all'ascolto di Radio Padania Libera e bentrovati al nostro appuntamento con Onda Libera. Tanti gli argomenti di oggi, ma come al solito partiamo dalla prima pagina dell'agenzia ANSA, oggi più che mai Stefani. Per chi non lo sapesse o se lo fosse dimenticato, l'agenzia Stefani era l'agenzia ufficiale del regime fascista ed è praticamente la progenitrice dell'attuale agenzia ANSA sostanzialmente. Comunque l'agenzia Stefani ANSA o ANSA Stefani apre adesso fra tutte le questioni di primo piano con l'annuncio di Renzi sul buono scuola, anzi sulla buona scuola, chiedo scusa perché ovviamente è un hashtag, la buona scuola, lanciato su Twitter. Con una novità anche grafo video, diciamo così, perché mentre tu apri la prima pagina, la prima notizia, la notizia principale dell'ANSA in questo momento, ti parte anche il video. Ti parte il video e quindi a questo punto, visto che l'agenzia ANSA Stefani lo definisce la notizia del momento, la più importante di oggi e della mattinata, facciamo partire sto video. Vi propongo un patto educativo, non l'ennesima riforma. Non il solito discorso che propongono tutti i politici, adesso dobbiamo cambiare le regole del... No, vi propongo una cosa diversa. Abbiamo un anno di tempo per rivoluzionare la scuola italiana, ma soprattutto per darle importanza, perché i politici di solito quando parlano di scuola la mettono in fondo al sacco, la mettono come una delle ultime ruote del carro. La scuola è quello che resta, prima c'è da rifare la pubblica amministrazione, riorganizzare il bilancio dello Stato, sistemare i vincoli economici, tutte cose importanti, ma è la scuola il cuore di tutto. Se noi saremo in grado, nei prossimi 12 mesi, di ripensare a come l'Italia investe sulla scuola, allora costruiremo la crescita dei prossimi 20 anni. Allora costruiremo un'occasione di bellezza educativa per i nostri figli e anche per le famiglie, che spesso vedono nella scuola non più un luogo dove stare sicuri, ma un luogo di preoccupazione. Pochi discorsi, concretezza, ruolo degli insegnanti. Noi diciamo basta ai precari e alla supplentite, però bisogna anche avere il coraggio di dire che si devono giudicare gli insegnanti e gli scatti di stipendio devono essere sulla base del merito, non sulla base dell'anzianità. 2. Gli argomenti di discussione, i temi, quelli che quando ero piccolo io si dicevano i programmi. Una grande campagna di ascolto di 2 mesi, dal 15 settembre al 15 novembre, perché ogni studente ci dica insieme alla sua famiglia, ai suoi amici, alla sua associazione di che cosa vuole parlare nella scuola italiana. È giusto o no dedicare più ore alla storia dell'arte, alla musica, all'inglese, all'educazione fisica e motoria? Io credo di sì, ma sarà bellissimo ascoltare la voce di tutti, perché la scuola non è del Presidente del Consiglio, non è del Ministro, è ancora l'organizzazione gestionale, non soltanto investendo sulle nuove tecnologie e sulla digitalizzazione, ma anche consentendo ai presidi di essere davvero in grado di esercitare l'autonomia. E i rapporti col territorio e l'offerta formativa. Quante sfide abbiamo davanti? Noi oggi proponiamo il rapporto sulla scuola italiana. Dal 15 settembre al 15 novembre la campagna di ascolto, ci interessa l'opinione di tutti, nessuno si sente escluso. E poi con la legge di stabilità, cioè il bilancio dello Stato, mettiamo più soldi sulla scuola. Perché mettere i soldi sulla scuola non è un costo, è un investimento per i nostri figli, per il nostro futuro, per l'Italia. Chi vuole bene all'Italia vuole bene alla scuola. Poi, a partire da gennaio, i provvedimenti normativi perché il 2015 sia l'anno in cui si inizia a fare sul serio, ma non ripartendo come sempre da capo, provando a cambiare la nostra mente e mettendo la scuola al centro dello sviluppo dell'Italia che verrà. Non è una riforma, non è l'ennesima riforma della riforma. Si tratta semplicemente di provare a credere in noi stessi, cioè di credere nell'Italia, cioè di credere nella scuola. Vi chiedo allora un aiuto, una mano. I giorni che ci aspettano sono giorni meravigliosi, non buttiamoli via. Abbiamo il coraggio di provare insieme a disegnare la scuola che verrà. E forse anche così l'Italia tornerà ad essere custode della straordinaria bellezza che ha.
Questo qui è l'apertura dell'ANSA, è la priorità, è la cosa principale. Peraltro l'ANSA alla fin fine ha fatto anche una cosa utile, perché uno se lo vede, se lo guarda, se lo può rivedere, riguardare e si tira tutte le sue belle conclusioni. Questo comunque è l'argomento numero 1 per il Presidente del Consiglio e per l'agenzia ANSA Stefani. Tra le cose di primo piano, a parte la buona scuola, l'hashtag di Renzi, c'è anche la cattiva scuola, alunni malmenati e insultati, è una notizia di cronaca da Napoli, tornati a casa con ematomi e lividi, i carabinieri hanno arrestato 3 insegnanti dell'Istituto Comprensivo per l'Infanzia russo di Palma Campania, Napoli. Le 3 domiciliari sono accusate di maltrattamenti aggravati anche ai danni di alcuni piccoli disabili. E sempre dalla prima pagina dell'ANSA, altra notizia fondamentale, la presa di posizione del Presidente del Consiglio Renzi sui bronzi di Riace. Spostare i bronzi di Riace non ha senso, portarli a Milano per l'Expo. Perché spostare i bronzi da Reggio Calabria a Milano quando dovrei portare i visitatori da Milano a Reggio? Così Matteo Renzi risponde a una domanda a RTL in radio stamani. Il Premier spiega di non essere però in assoluto contrario agli spostamenti d'opere d'arte, dice ancora l'ANSA. Venendo a cose importanti, serie, sale pericolosamente la tensione tra Russia e NATO, l'Alleanza Atlantica, sullo sfondo dell'aggravarsi della guerra in Ucraina alla vigilia di 2 vertici cruciali come quello dell'Alleanza a Cardiff in Galles e quello dell'Unione Europea sulle nuove sanzioni contro Mosca. La Russia ha ammonito che entro fine anno rivedrà la sua dottrina militare alla luce delle nuove minacce che provengono in questo caso dall'Occidente, dall'Alleanza Atlantica, che ha annunciato il suo potenziamento appunto nelle zone di confine con la Russia a est dell'Europa. È la prova della volontà del leader degli Stati Uniti e della NATO di continuare la loro politica di deterioramento delle relazioni con la Russia, ha detto il vice segretario del Consiglio di sicurezza russo Mikhail Popov. Il Cremlino promette di rispondere all'intenzione dell'Alleanza Atlantica di adottare nel summit del 4-5 settembre in Galles un piano per dislocare una forza di intervento rapido della NATO nei paesi baltici e in alcuni paesi dell'Europa orientale, che si sentono minacciati dal comportamento della Russia in Ucraina. Secondo fonti americane e dell'Alleanza Atlantica, si tratterebbe di 4.000 uomini, quelli della NATO, la forza di intervento rapido antirussa, capaci di rispondere in 48 ore, senza violare l'accordo NATO-Russia del 97 che vieta basi permanenti nell'Europa centro-orientale. È quanto basta per provocare la Russia su quella che resta la sua linea rossa, cioè evitare l'accerchiamento della NATO. Del resto, scrive ancora l'agenzia ANSA, se Mosca è intervenuta in Crimea annettendola e nell'est ucraino, è prima di tutto per evitare che Kiev entri nell'Alleanza Atlantica, come ha dichiarato invece di voler fare nei giorni scorsi, rinunciando alla sua neutralità. La visita di Obama domani in Estonia, per mettere in guardia Putin dal prendersela con un paese membro dell'Alleanza Atlantica, non farà che acuire le tensioni. Così come l'esercitazione su larga scala, con centinaia di militari di 9 paesi della NATO, tra cui l'Italia, con i parà della Folgore, che è cominciata oggi tra Polonia, Germania e Stati Baltici. L'esercitazione proseguirà fino a lunedì prossimo, è stata pensata per rassicurare i paesi dell'Europa orientale, ha fatto sapere l'Alleanza Atlantica. Il ministro degli esteri italiano Mogherini, neo capo della diplomazia europea in pectore, perché deve passare per il voto del Parlamento europeo, ha annunciato intanto che venerdì si deciderà sulle nuove sanzioni dell'Unione Europea contro la Russia. Mogherini ha condiviso le parole del presidente tedesco Joachim Gauck sul fatto che la Russia ha messo fine di fatto alla partnership strategica con l'Europa. Sui rapporti con l'Europa è sceso anche il gelo del Cremlino, ovviamente, verso il presidente della Commissione Barroso, in questo caso reo di avere violato la riservatezza di una telefonata con Putin, divulgando una frase minacciosa del leader russo che gli avrebbe detto di potersi prendere Kiev in 2 settimane. Una frase, fa sapere il Cremlino, estrapolata dal contesto con un significato totalmente diverso. La Russia si è detta pronta a diffondere la registrazione del colloquio per eliminare ogni fraintendimento. Per ora Barroso non ha nulla da aggiungere, secondo un portavoce della Commissione europea. E intanto nell'est ucraino si continua a combattere, anche se con minore intensità. L'Ucraina ha ammesso che nelle ultime 24 ore ha perso 15 soldati, 49 feriti. Il bilancio complessivo delle vittime è salito a circa 2.600 persone, inclusi i civili.
Il bilancio degli sfollati interni ed esterni ha superato il 1.000.000, secondo l'ultimo dato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. L'Ucraina chiede aiuti militari alla NATO e all'Occidente. Secondo il premio Nobel per la pace Lech Wałęsa, questo potrebbe portare a una guerra nucleare. Ed è il secondo avvertimento dopo quello di Helmut Schmidt da parte di un grande vecchio, per così dire. Il paese intanto continua ad affondare, la caduta del PIL ucraino è del 6,5% per quest'anno, inflazione al 19%. Il Fondo Monetario Internazionale ha riconosciuto oggi che il piano di salvataggio da 17 miliardi di dollari per l'Ucraina potrebbe essere insufficiente. L'Ucraina cerca intanto di rafforzare l'autonomia energetica in vista di un inverno senza il gas russo. Oggi sono partite le prime forniture di gas dalla Slovacchia, con gas russo venduto all'Europa e reindirizzato in senso inverso all'Ucraina, ma la capacità massima del gasdotto è 1/5 del fabbisogno ucraino. L'Ucraina ha già cominciato a risparmiare annunciando interruzioni temporanee dell'energia. Vedremo qualche commento utile sulla questione oggi, mentre sempre dalla prima pagina dell'Ansa di stamani, tornando alle cose italiane, l'indebitamento dello Stato centrale, Roma, è il triplo rispetto a quello degli enti locali. È una ricerca della CGA, la Confederazione Generale Industria e Artigianato di Mestre. Al netto dei titoli pubblici, lo Stato ha un livello di indebitamento più che triplo rispetto a quello di regioni, province e comuni. Al netto dunque dei titoli di Stato, i titoli pubblici che lo Stato emette per coprire il fabbisogno della pubblica amministrazione, lo Stato centrale ha un livello di indebitamento che è più di 3 volte rispetto a quello delle amministrazioni locali, regioni, province e comuni. Senza il costo dei titoli di Stato, secondo l'ufficio studi della CGA di Mestre, al 30 giugno il debito dell'amministrazione centrale ammontava a 257,8 miliardi, quello delle regioni e degli enti locali era di 81,6. Il debito in capo agli enti previdenziali 184 milioni di euro. Se escludiamo dunque la spesa per interessi e quella previdenziale, dice il segretario della CGA di Mestre Bortolussi, oltre il 57% delle uscite totali è riconducibile alle amministrazioni locali, nonostante queste ultime debbano farsi carico di ben oltre la metà della spesa pubblica, presentano un livello di debito nettamente inferiore a quello dello Stato centrale. In vista della definizione dei tagli alle uscite con la cosiddetta spending review, crediamo che sia importante che il commissario Cottarelli tenga in considerazione anche questi dati e, sorpresa, gli enti territoriali meno indebitati sono le province, infatti sono state abolite. Al 30 giugno di quest'anno il loro indebitamento era di 5 miliardi,4 e 400 milioni. Seguono gli altri enti, dalla ESL all'Università, Comunità Montane e Camere di Commercio, con 14 miliardi e mezzo. Le regioni presentavano un livello di indebitamento di 23,4 miliardi, i comuni hanno un debito a 38,2 miliardi. La CGA di Mestre ricorda che al 30 giugno il debito pubblico complessivo ha raggiunto quota 2.168 miliardi. Benissimo, lo Stato centrale è indebitato più di 3 volte degli enti locali. Perché la spending review continua a puntare sugli enti locali, cioè su regioni, province, quel che ne rimane, e comuni? È giusto quello che dice la CGA di Mestre. Il commissario Cottarelli dovrebbe cominciare a far dimagrire lo Stato centrale, che è autore della massima parte del debito, a prescindere dal debito pubblico. Questo è importante ricordarlo. Togliendo il debito pubblico e i titoli pubblici emessi per coprire il fabbisogno, lo Stato ha un livello di debito più che 3 volte rispetto a quello delle amministrazioni locali, cioè comuni, province e regioni. Questo va detto 10 volte, oltretutto all'interno di comuni, province e regioni bisogna distinguere fra comune e comune, regione e regione, province e province, fra le diverse realtà territoriali. Questo è un altro punto che viene completamente ignorato. Ma anche così facendo, mettendo in un calderone unico regioni, province e comuni, hanno un debito che è meno di 3 volte, è inferiore, è meno di 1/3, mettiamola così, rispetto al debito dello Stato centrale, escluso il fabbisogno coperto dai titoli del debito pubblico. Più chiari di così non si poteva essere. La CGA di Mestre ha chiarito il concetto. Per chi vuole poi c'è anche un sondaggio sulle intenzioni di voto degli italiani di Nicola Piepoli.
Il sondaggio Piepoli per l'ANSA, una lieve avanzata del centro-sinistra. Secondo il sondaggio abbiamo questi livelli di voto: 44% per il centro-sinistra, col Partito Democratico ancorato al 40,5%, SEL al 2,5%, Forza Italia sarebbe al 15,5%, il Nuovo Centrodestra al 3,5%, la Lega Nord al 6,5%, Fratelli d'Italia al 3,5%, il centrodestra dunque al 30% nel suo complesso, includendo però anche la Lega, contro il 44% del centro-sinistra, e il PD ancora al 40,5%. Questo per quanto riguarda i principali titoli dell'agenzia ANSA di stamani. A proposito di Renzi però e del suo governo, c'è un articolo anticipato in prima pagina sulla Stampa di oggi, e poi un articolone nelle pagine interne da New York di Paolo Mastrolilli in forma di retroscena. Nei file segreti dell'ambasciata statunitense, Renzi finisca il lavoro di Monti e Letta, i documenti a Obama durante il cambio di governo da Letta a Renzi. Roma non sfrutta le potenzialità che ha. Sono i contenuti dei file segreti dell'ambasciata americana mandati negli Stati Uniti. Il focus sull'austerità ha sottratto spazio alle riforme che potrebbero portare crescita e ha soppresso i consumi interni, aggravando la recessione. È l'analisi, non particolarmente innovativa in questo caso, dell'ambasciata americana in Italia. Questa mancanza di riforme, combinata con le tasse e i costi dell'energia fra i più alti in Europa, facciamo guerra alla Russia così diminuiscono, no? Naturalmente, frenano gli investitori che non sono disposti a correre tanti rischi. Purtroppo il recente focus sull'austerità ha sottratto spazio alle riforme per la crescita. È l'ambasciatore americano in Italia John Phillips che scrive questo giudizio al presidente Obama. La posizione degli Stati Uniti riguardo alle politiche economiche europee è dunque che il rigore imposto dalla Germania sta soffocando la ripresa economica. Sarebbe ora di sostituirlo con iniziative capaci di favorire la crescita, e questo va in appoggio a Renzi. La Stampa, del resto, è il quotidiano fra i principali che più si distingue per elogiare il Presidente del Consiglio. Mentre, cambiando completamente argomento, c'è da segnalare, ma siamo sempre sulla Stampa di Torino, la pagina curata da Maurizio Molinari per cercare di spiegare, approfondire la natura della barbarie e del terrorismo islamico dello Stato islamico di Siria e Iraq. Aiuta a terrorizzare i nemici, attira volontari e jihadisti, aiuta il califfo a consolidare il potere. Questo è l'aspetto principale della decapitazione, anzi della serie di decapitazioni che diventano un'arma efficace nelle mani dello Stato islamico del califfo Abu Bakr al-Baghdadi, obbligando i paesi che hanno cittadini in ostaggio ad affrontare le crisi in maniera molto diversa da quanto è accaduto finora. Ad affermare che le decapitazioni giovano ai terroristi che le praticano è Aaron Zelin, esperto di gruppi jihadisti del Washington Institute, secondo il quale lo Stato islamico ha conquistato Mosul con 500.000 abitanti perché i soldati iracheni che la proteggevano sono fuggiti alla vista delle bandiere nere, temendo crocifissioni, amputazioni, esecuzioni di massa e ogni altro tipo di violenza brutale che distingue le milizie del califfato. Il secondo aspetto delle decapitazioni, scrive ancora Maurizio Molinari, secondo un recente rapporto di intelligence britannica, è l'effetto sul reclutamento di volontari stranieri. Fra i circa 12.000 combattenti dello Stato islamico, almeno 3.000 sono occidentali, e monitorando quanto scrivono e postano sul web, gli 007 britannici hanno trovato frequenti riferimenti alle decapitazioni. In un caso, un jihadista inglese ha postato su Instagram la foto di un miliziano dello Stato islamico circondato da teste mozzate, con a fianco un falso scheletro, scrivendo a commento: il nostro fratello Abu B di ISIS, dello Stato islamico, posa con i trofei dell'operazione di ieri, ma lo scheletro è falso. Timothy Furnish, islamista dell'Università della Georgia, autore del volume Mahdi islamici, le loro jihad e Bin Laden, parla di effetto shock per descrivere ciò che i terroristi cercano fin dagli anni 70 e 80, dice, e spiega che iniziarono col dirottamento degli aerei, hanno continuato con gli attacchi kamikaze e ora hanno trovato le decapitazioni, riuscendo a massimizzare lo shock fra i nemici e il sostegno nelle regioni dove si trovano a operare. La natura grafica della decapitazione, con il focus sull'individuo, ha un impatto dissacrante e violento assai più agghiacciante di un'autobomba, concorda a sua volta Shashank Yoshi,
del Royal United Services Institute di Londra. A differenza degli effetti shock precedenti, però, le decapitazioni, continua Furnish, si richiamano alle origini dell'Islam perché nella Sura 47 del Corano è scritto: quando incontri gli infedeli colpisci i loro colli, colpiscili sul collo. E nella Sura 8:12, le avevamo citate entrambe settimana l'altra, si legge: colpirò nel cuore degli infedeli, levagli le teste e le punte delle dita. È su queste basi coraniche del Corano che nell'impero ottomano le esecuzioni erano molto frequenti, aggiunge Fred Donner, storico dell'Islam all'Università di Chicago. Così come ancora oggi l'Arabia Saudita pratica la decapitazione per le esecuzioni capitali, rifacendosi alla Sharia, la legge coranica. Il richiamo alle origini dell'Islam ha un valore particolare nel caso del califfo al-Baghdadi, sottolinea ancora Donner, perché scegliendo per sé il titolo di califfo si è autoindicato successore di Maometto, lasciando intendere di voler combattere come si faceva allora. Maometto, del resto, fu il primo decapitatore, visto che eseguì 600 e passa decapitazioni di ebrei alla Medina. Se questa è la cornice nella quale al-Baghdadi opera, la conseguenza per gli stati a cui appartengono i suoi ostaggi, come nel caso della Gran Bretagna con l'ultimo ostaggio mostrato nell'ultimo video, quello dell'esecuzione di Sotloff, l'ostaggio è David Cawthorne Haynes, ebbene, le conseguenze per gli stati a cui appartengono gli ostaggi sono l'impossibilità di trattare, riassume Zelling. Se finora nei sequestri avvenuti in Afghanistan o in Iraq molti governi trattavano anche pagando, ora lo Stato islamico appare non interessato a tali esiti, obbligando gli stati a esplorare un terreno sconosciuto, conclude Zellin. Così Maurizio Molinari, che dà conto delle opinioni di alcuni esperti sulla efficacia, sul senso, sull'utilità, sulla ragione del mostrare queste decapitazioni. La dentiera ti dà problemi? Con Pentadent. Libera. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rimanendo alla politica estera, l'altro argomento del giorno, politica estera è una definizione forse non calzante perché ormai le questioni non sono definibili forse in questi termini, ma comunque l'altro fatto del giorno è senza dubbio l'aggressione, la minaccia di aggressione, la esibizione di forza della NATO contro la Russia. Il commento a questo proposito, tra i più efficaci, è quello di Carlo Panella su Libero. La NATO scherza col fuoco, esercitazioni ai confini russi, il Patto Atlantico prepara una forza di intervento di 10.000 uomini per l'Est, Putin furioso, l'avventurismo ucraino fa bene soltanto agli Stati Uniti. La NATO, l'Alleanza Atlantica, scrive Panella, ha deciso di giocare col fuoco e di rischiare una guerra nell'Europa orientale, rispondendo alle indubbie provocazioni di Putin, che ha inviato reparti a combattere in Ucraina, creando un contingente di intervento rapido, quello della NATO, di 10.000 uomini dislocato nei paesi dell'Est e in grado di essere operativo in combattimento in 48 ore.
Contemporaneamente l'Alleanza Atlantica ha dato il via a manovre militari dal chiaro intento provocatorio verso la Russia, perché si svolgeranno in Germania e Polonia, ma anche nei paesi confinanti con la Russia, Estonia, Lituania e Lettonia. Più che provocatorio, il loro scopo è la difesa di un paese baltico nato da un'aggressione. Non può provenire da Mosca questa aggressione, non può che provenire da Mosca. Quindi lo scopo di queste esercitazioni in Lettonia, Lituania e Estonia è quello di difendere uno di questi paesi dall'aggressione russa. La Russia ha reagito con forza, denunciando il fatto che la NATO sta esasperando, facendo crescere le tensioni. Difficile dare torto al Cremlino, scrive Panella. Continua l'escalation militare dell'Europa e degli Stati Uniti, che ha un solo difetto: la credibilità. È infatti evidente che nessuno dei paesi della NATO, tranne la Polonia forse e pochi altri, ha la minima intenzione di impegnarsi realmente in combattimenti di terra nell'Europa orientale contro la Russia. L'annuncio della costituzione di questo contingente di intervento rapido e delle manovre da parte dell'Alleanza Atlantica ha essenzialmente un significato politico, scrive Carlo Panella. Il significato politico è quello di dare sicurezza ai paesi dell'Est che temono di fare la fine dell'Ucraina e soprattutto fare il viso delle armi per costringere Putin a una trattativa sull'Ucraina, fermando l'avanzata delle sue truppe e dei filorussi ucraini su due fronti, Lugansk e Donetsk. Il primo, il secondo è la conquista di un corridoio di riviera sul Mar d'Azov che unisca la Russia alla Crimea, in cui continuano a sconfiggere il mediocre esercito ucraino. In sostanza, la fine della Polonia. Ma secondo voi è ipotizzabile che la Russia invada l'Ucraina? L'Ucraina è una questione diversa. La Polonia, la Lettonia, la Lituania, l'Estonia. In Ucraina c'è una situazione diversa, perché? Perché lì c'è una popolazione russa, perché l'Ucraina è il cuore della Russia, è stata sempre definita la piccola Russia, e in ogni caso ci sono state anche pronunce dei cittadini della zona est dell'Ucraina pro-russe, ma per ragioni storiche, culturali, etniche e per una serie di altre motivazioni che sono profondissime, storicamente fondate. Che senso avrebbe immaginare una Russia che invade la Polonia? Situazione che non è prevista da nessuno degli analisti circolanti. Gioco pericoloso quello della NATO, scrive Panella, perché se è vero che Putin sviluppa una politica aggressiva, e anche su questo ci sarebbe da discutere, è altrettanto vero che l'alleato della NATO, il governo ucraino, è altrettanto avventurista e per di più privo di credibilità. Dalla vittoria di Piazza Maidan a oggi, il nuovo governo ucraino non ha mai accettato alcuna piattaforma di mediazione e sarebbe bastata una riforma federale della Costituzione. Non ha mai scelto la strada della mediazione e invece ha scelto la strada della repressione militare di quelli che ha chiamato terroristi filorussi. Per di più, non riuscendo neanche a sviluppare questa repressione sul terreno. L'Europa però ha deciso di seguire la linea di Barack Obama di difesa totale delle ragioni del governo ucraino. Una scelta masochista, quella europea, perché produce due conseguenze che fanno soltanto il gioco degli Stati Uniti. Con le sanzioni, l'Unione Europea si priva delle fondamentali esportazioni in Russia. Contemporaneamente indebolisce l'euro a tutto vantaggio del dollaro, obiettivo precipuo di Obama. In questo quadro, Federica Mogherini, scrive Carlo Panella su Libero, ha modificato ieri la linea prudente che ha seguito finora e che ha rischiato di costargli la nomina a ministro europeo. Ha ceduto Mogherini agli europei più oltranzisti contro Putin, ha garantito alla Polonia e ai paesi baltici protezione militare della NATO e concordato sulle nuove dure sanzioni europee contro la Russia. Verranno prese venerdì. Intervenendo al Parlamento europeo, la ministra Mogherini ha attaccato frontalmente Putin, ha detto che non esiste più un partenariato strategico fra Unione Europea e Russia per scelta di Mosca. Ha detto ancora la Mogherini che occorre garantire che i membri della NATO dell'Europa dell'Est, quelli che hanno una frontiera comune con la Russia, siano sicuri che la NATO possa intervenire per garantire la loro sicurezza. Subito dopo Mogherini, contraddittoriamente, ha rinnovato una linea che di fatto esclude ogni opzione militare in Ucraina e tende a rendere possibile la trattativa con Putin. Le nuove sanzioni europee contro la Russia, ha detto Mogherini, sono parte di una strategia che
assieme alla pressione, cerca la via diplomatica. Contemporaneamente la ministra degli esteri ha rinnovato l'impegno dell'Italia a sbloccare la costruzione di South Stream, il metanodotto che passa per la Turchia e permetterà all'Italia la fornitura di gas russo, evitando la strozzatura del gasdotto che passa per l'Ucraina. Questa è la seconda forma di forte pressione di cui dispone Putin sul governo ucraino, che senza il gas letteralmente muore di freddo e vede le sue industrie bloccate. Governo di Kiev che però ha pesanti contraccolpi sull'Europa e sull'Italia. In passato la sospensione delle forniture russe a Kiev ha comportato la sospensione delle forniture all'Europa e all'Italia, con grave danno per l'Italia. A proposito di danni per l'Italia, Francesco De Dominicis, sempre su Libero, si occupa degli effetti delle sanzioni contro la Russia. Per l'agricoltura una botta da 170 milioni e l'Italia rischia anche l'inverno al freddo. La decisione finale sarà presa nei prossimi giorni, ma sembra scontata. I 28 paesi dell'Unione Europea adotteranno altre misure contro la Russia, condizionandone l'adozione ai progressi nel piano di pace per la crisi in Ucraina. Un giro di vite, ulteriori sanzioni, che potrebbe avere effetti molto pesanti per l'economia europea e anche per quella dell'Italia. Non è chiaro fino a che punto vengano valutati in sede europea gli effetti collaterali delle sanzioni contro la Russia. Sta di fatto che dall'agricoltura al gas alle esportazioni il conto delle sanzioni europee alla Russia legate alla guerra ucraina potrebbe diventare di parecchie centinaia di milioni di euro. Già 170 milioni di euro sono i danni stimati per il solo settore agricolo dallo stesso ministro dell'agricoltura Martina. L'embargo della Russia impatterà, ha detto Martina, quest'anno per almeno 170 milioni sulla filiera agricola, italiana naturalmente, penalizzando in particolare i comparti latte e derivati, carne e ortofrutta. Ma temo che la realtà possa essere molto più ampia, lo ha detto pochi giorni fa il ministro dell'agricoltura Martina all'ANSA. Sul fronte diplomatico, il ministro degli esteri Mogherini ha puntato il dito contro Putin. La ministra Mogherini ha detto che non esiste più partenariato strategico fra Unione Europea e Russia per scelta di Mosca. Bisogna garantire i membri della NATO dell'Europa dell'Est che hanno una frontiera comune con la Russia, insomma bisogna intervenire. L'esercitazione di questi giorni è la forza di intervento rapido. Per quanto riguarda le nuove sanzioni nei confronti della Russia, in mancanza di segnali di de-escalation del conflitto in Ucraina, Mogherini ha spiegato che una decisione sarà presa venerdì. Il pacchetto di sanzioni, in cui potrebbe rientrare il divieto per le imprese di Stato russe di ricevere prestiti o raccogliere capitali in Europa, il pacchetto di sanzioni deve essere considerato, ha detto Mogherini, come una strategia che unisce la pressione alla ricerca della via diplomatica, il piano B. Tutto da valutare il conto per le esportazioni italiane. Le imprese italiane vendono in Russia quote significative della loro produzione e quella fetta di fatturato corre il rischio di essere azzerata. Quanto agli effetti di embargo e sanzioni sul gas, questo è uno dei nodi centrali. La crisi ucraina potrebbe produrre in tutta Europa ripercussioni sul fronte dell'energia, dell'approvvigionamento energetico. Dalla Russia proviene circa il 30% del gas destinato all'Europa, l'80% del quale passa attraverso i 40.000 chilometri di gasdotti lungo l'Ucraina. È evidente che il conflitto in corso rischia di frenare i flussi di energia. Per alcuni paesi come la Croazia, che riceve dalla Russia quasi il 100% del suo gas, i pericoli sono enormi. La Croazia sarà felice di essere entrata nell'Unione Europea. Per l'Italia la situazione è rimasta più sotto controllo. Attualmente Putin garantisce all'Italia il 30-35% del fabbisogno di gas, che attraverso il gasdotto TAG, Trans-Austria Gas Pipeline, raggiunge il territorio terminando a Tervisio, in Friuli. Gli esperti si dividono, ma una cosa è certa: l'Europa senza Russia tiene, ma non a lungo termine, e in Parlamento sale la tensione anche in Italia. E a proposito delle sanzioni, anche sul giornale Carlo Lottieri sostiene che le sanzioni antirusse colpiranno noi più di loro. Al di là del giudizio sul conflitto ucraino, sull'identità nazionale degli abitanti della Crimea e sulla gestione del referendum che ha portato all'annessione russa della Crimea stessa, una preoccupazione dovrebbe essere condivisa da tutti, scrive Carlo Lottieri oggi su Il Giornale, cioè che non si penalizzi
chi non ha responsabilità nella vicenda e non si chiudano spazi di scambio e di confronto. È comprensibile che il presidente di Confindustria Russia, Ernesto Ferlenghi, chieda al presidente di Confindustria Squinzi di fare il possibile per convincere i nostri governanti a maggiore equilibrio e a più autonomia per il nostro paese. Sono in gioco anni di lavoro ed è normale che gli imprenditori italiani stiano in apprensione. A giustificare una politica commerciale liberale non ci sono solo legittimi interessi di questo o quel gruppo. Il protezionismo non aiuta e non favorisce, non colpisce i politici responsabili di questa o quella scelta, ma solo cittadini e imprenditori. Per questo motivo, se la decisione tutta politica adottata da Putin per reagire alle sanzioni europee di chiudere le frontiere russe è ingiustificabile, secondo Lottieri, altrettanto lo sarebbe un ulteriore inasprimento delle sanzioni europee. A un errore se ne sta per aggiungere un altro, perché l'Italia col ministro Mogherini ha annunciato risposte dure contro l'economia russa, cioè nuove sanzioni. In realtà, come la scelta di Putin ha danneggiato anche i russi, imprese e consumatori, così sarà per le ritorsioni europee, che colpiranno azionisti, lavoratori e consumatori del tutto incolpevoli. Ogni ritorsione aggrava la tensione e allontana il ritorno degli scambi commerciali. Queste sanzioni colpiranno più noi della Russia. Della questione si occupa anche Maurizio Ricci su Repubblica, fornendo qualche numero. L'Unione Europea esporta verso la Russia, che è il terzo partner commerciale a livello integrato di Unione Europea, beni per 123 miliardi di euro. L'Unione Europea importa soprattutto prodotti energetici, il 30% del gas europeo viene dalla Russia, quindi l'Europa esporta nel suo complesso, l'Unione Europea 123 miliardi, importa 213 miliardi. L'Unione Europea non comprerà nuove obbligazioni di banche statali russe, un mercato nel 2013 da 7 miliardi e mezzo. È possibile un ulteriore stop alle transazioni alta tecnologia civile e militare, business da 4 miliardi. L'Italia, con un interscambio da 27 miliardi di euro, dati 2012, l'Italia è il quinto partner commerciale della Russia. L'Unione Europea sta preparando l'assedio contro la Russia, in particolare su banche e amici di Putin. L'Europa vuole aggiungere ulteriori restrizioni al già pesante pacchetto di sanzioni approvato un mese fa. Sarà ancora più difficile per la Russia esportare tecnologie per la difesa, ma Bruxelles vuole concentrarsi sui paletti finanziari per bloccare i canali di investimento. Possibile stop ai prestiti ai big energetici, ma paralizzare l'economia è un rischio per tutti, scrive Repubblica. E infine su Italia Oggi, per chiudere su questo argomento, trovate anche il commento di Domenico Cacopardo sulla Russia. Berlusconi vedeva chiaro. È l'Occidente che ha prodotto il conflitto ucraino. Visto come sta finendo, aveva ragione Berlusconi a proporre l'allargamento dell'Europa alla Russia. Berlusconi aveva ragione, scrive Cacopardo, a proporre l'allargamento dell'Europa alla Russia. Certo, era la persona meno credibile per sostenere con probabilità di successo una simile idea, che del resto non aveva preparato con passi diplomatici diversi dalle visite private a Putin. Ma in quella che allora fu liquidata come una boutade c'era una giusta intuizione. Avevamo di fronte una politica americana con due obiettivi: impedire alla Russia di alzare la testa e creare una cintura di stati cuscinetto intorno alla Russia. In questi, insediare le basi militari per impedire una qualsiasi politica autonoma del gigante russo. Un'illusione da battere, considerando quel paese un interlocutore ormai acquisito al modello economico e sociale dell'Occidente, piuttosto un paese da aggregare all'Occidente, sia nell'Unione Europea che nell'Alleanza Atlantica e anche nella ipotizzata Unione Euro-Atlantica, ipotizzata da Obama, di cui si sono perse le tracce. Che Obama, dopo gli errori che hanno fatto perdere agli Stati Uniti la leadership ottenuta dalla caduta del muro di Berlino, abbia commesso anche l'errore di isolare la Russia per ridurla a comprimario nella scena mondiale, è una constatazione banale, scrive Cacopardo. La logica ha portato la Russia a un accordo di ferro con la Cina, che porterà a entrambe le nazioni sviluppo e benessere,
e al ritorno in carrozza sullo scenario medio orientale, col coraggioso appoggio alla Siria di Assad e alle forze governative siriane, assediate da una coalizione controllata da gruppi terroristi sostenuti dall'Occidente. Oggi Obama deve chiedere ad Assad il permesso di sorvolo per dare supporto aereo alla lotta degli sciiti contro lo Stato canaglia, lo Stato islamico. E deve fare finta Obama di essere cieco di fronte all'aiuto finanziario che il Qatar e l'Arabia Saudita danno allo Stato islamico, probabilmente per il ricatto che questo esercita nei loro confronti. Un ricatto che non avrebbe avuto nessuna possibilità di successo se Arabia Saudita e Qatar si fossero sentiti sicuri dell'ombrello americano, già chiuso sull'Iraq, prossimo alla chiusura in Afghanistan. Il disimpegno militare dal Medio Oriente e la promozione della democrazia a partire dall'Egitto, ora cruciale anche per la sospensione delle ostilità fra Israele e Hamas, hanno determinato il crollo della credibilità statunitense e tanti guai successivi, scrive Domenico Cacopardo su Italia Oggi. La politica internazionale non è per dilettanti. Qui e ora il problema è l'Ucraina. Deve essere ricordato in proposito che poco tempo fa Helmut Schmidt, abbiamo citato stamattina dal Manifesto, lo ha citato Tommaso Di Francesco nell'articolo di fondo del Manifesto stamani, Helmut Schmidt, dunque l'ex cancelliere socialdemocratico tedesco, in un'intervista alla Bild metteva in guardia da rischi di guerra derivanti dalla crisi e aggiungeva che era pura megalomania la volontà dell'Unione Europea di integrare l'Ucraina e addirittura prima la Georgia nell'Unione Europea e nell'Alleanza Atlantica. Schmidt aveva anche lucidamente sottolineato l'inutilità delle sanzioni alla Russia, anzi il loro effetto controproducente. C'è da riflettere, scrive ancora Cacopardo, sulle posizioni di lituani, lettoni, estoni, polacchi, bulgari, romeni e via dicendo, tutti più o meno alimentati dai ricordi delle occupazioni e dei regimi sovietici. C'è da ricordare che l'attuale governo ucraino è frutto di un golpe. Il golpe è stato suscitato dai servizi americani e di alcuni paesi dell'Unione. Con questo golpe è stato estromesso dal potere un presidente della Repubblica regolarmente eletto, autore di un tentativo di equidistanza, ed è stato insediato il governo di una coalizione di destra della quale sono parte essenziale i neonazisti e le milizie nazionaliste. Il premier polacco Donald Tusk, scelto come presidente stabile del Consiglio europeo e degli Eurosummit dei 18 paesi a moneta unica, euro, sabato scorso, nel rievocare l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ha equiparato il Donbass, la regione ucraina a stragrande maggioranza russofona, a Danzica, che della guerra fu la causa occasionale, Seconda Guerra Mondiale. Il paragone è stato fenomenalmente forte, cioè paragonare Putin a Hitler e la situazione attuale a quella precedente alla Seconda Guerra Mondiale. Andiamo bene? Questi sono i nuovi governanti europei, polacchi o no, non importa la nazionalità, importa quel che dicono e qual è il retroterra, per così dire. È comprensibile, conclude a questo punto Cacopardo, che mentre l'Occidente e anche la Russia è impegnato nella ripresa della guerra al terrorismo islamico, lo stesso Occidente coltivi uno scontro con la Russia per una regione dell'Ucraina alla quale dovrebbe essere accordata almeno la condizione di Stato federato. Ma vi sembra normale, dice, che succeda questo? Beh, è un'osservazione direi ultra condivisibile quella di Cacopardo, ma vi pare possibile, normale e comprensibile che mentre l'Occidente, ma anche la Russia, è in guerra con il fondamentalismo islamico, lo stesso Occidente inizi una guerra con la Russia per una regione come l'Ucraina dove è pacifico che ci sono russi e la soluzione più sensata era la federazione? Chi è lo stolto che non ha pensato alla reazione della Russia di Putin? L'uomo che ha posto il prestigio formale del suo paese e suo personale al primo posto nelle priorità politiche. Uno stolto che riprende la stolta politica di Romano Prodi, responsabile dell'allargamento a est come presidente della Commissione dell'Unione Europea e quindi responsabile degli irreparabili danni che ha arrecato al sistema comunitario e all'Italia. Il gioco della guerra fredda, osserva Cacopardo, è terminato il 9 novembre 89, caduta del muro di Berlino. Giocarlo ai nostri giorni
è del tutto irresponsabile e suicida. Ricordiamocelo, mentre l'Italia a sua volta gioca a mosca cieca sul palcoscenico internazionale. Trovate un bellissimo pezzo oggi a pagina 2 dell'inserto del foglio, chiedo scusa, del foglio di Giuliano Ferrara, un bellissimo pezzo di Mario Leone su questa pianista, su Hélène Grimaud, giusto appunto, e sulla sua storia, talento e ribellioni di Hélène Grimaud, pianista solitaria che ama il suo pubblico e odia i luoghi comuni. Innamorata, anzi è partita da lì, da Chopin, e poi anche interprete di Rachmaninoff, di Bach in maniera sublime, ma soprattutto di Chopin, giusto appunto. È un bellissimo pezzo quello di Mario Leone oggi sul foglio, chiedo scusa, sul foglio di Giuliano Ferrara. Mentre a proposito di governo vi cito anche in positivo, abbiamo detto una cosa positiva su Berlusconi prima, per par condicio se ne legge una positiva su Renzi adesso. Che stupidata che sto dicendo, ormai l'ho detta, è andata.
Il bello della diretta, come diceva qualcuno, che se tu dici una stupidaggine è andata, non puoi far altro che peggiorarla, come sto facendo in questo momento col massimo impegno. Mentre dicevo, un giudizio positivo lo esprime Tino Oldani su Italia Oggi a proposito della scelta di Renzi di autorizzare lo shale gas, cioè l'estrazione di gas da scisti, togliendo potere alle regioni. È la riforma più incisiva dopo quella degli 80 euro. Serviva molto coraggio, secondo Oldani, per autorizzare lo shale gas in Italia. Il premier Renzi ha dimostrato di averlo ed è giusto riconoscerlo. Un articolo del decreto Sblocca Italia cancella la duplice competenza Stato-Regioni in materia energetica. Duplice competenza che finora ha provocato conflitti e ritardi, carte bollate più che metri cubi di gas. In pratica, se sarà approvata dal Parlamento e riuscirà a superare il fuoco degli ambientalisti, la norma restituirà allo Stato la piena sovranità sulle esplorazioni di nuove fonti di energia, stabilendo tempi certi, 180 giorni, per le autorizzazioni, il che significa che le regioni, non avendo più voce in capitolo, non potranno ostacolare le ricerche di petrolio e gas nel sottosuolo nazionale, come purtroppo hanno fatto per anni, scrive Oldani. Qui però c'è un problemino da risolvere, il fatto che la duplice competenza è stabilita dalla Costituzione. Il decreto Sblocca Italia non può modificare la Costituzione, quindi se il pericolo sono i contenziosi, mi pare di poter dire che intervenendo per decreto su una materia di livello costituzionale i contenziosi sono come minimo assicurati, quindi l'operatività del decreto potrebbe essere messa in dubbio facilissimamente. Mentre, a proposito sempre di governo, la falsa partenza del piano Garanzia Giovani, lo ricordate? Qualche tempo fa il presidente delle cooperative rosse e ministro del lavoro Poletti, io non scindo e non riesco a scindere i due ruoli, mi spiace, dopo che uno è stato per decenni a capo di un colosso come il mondo delle cooperative rosse, non mi si può dire che non lo è più, non ci credo, ed è comunque ministro del lavoro. La falsa partenza del piano Garanzia Giovani invece è raccontata oggi dal Corriere della Sera. Il ministro Poletti fece qualche intervista all'epoca di questo piano Garanzia Giovani e disse naturalmente cose mirabolanti. Meno del 10% degli iscritti avrà una opportunità, certifica oggi il Corriere della Sera. Sul portale del governo 13.000 offerte per 169.000 richieste. In Veneto cercano un esperto contabile a partita IVA, un esperto professionista in regime di consulenza che sia anche disoccupato e abbia al massimo 29 anni. In Campania vanno per la maggiore gli operatori di call center con contratto di collaborazione, parasubordinati con i soldi comunitari, per ricordarci delle ultime offerte degli operatori di telefonia mobile, quelli che rompono poi le scatole a ogni ora del giorno, per fortuna non ancora della notte, nelle case private. Per il Piemonte vengono segnalati diversi avvisi sul settore delle pulizie, mentre in Lombardia, tra i profili meno qualificati, spuntano diversi addetti al reparto ortofrutta con contratto a tempo determinato. E poi ci sono i tirocini, come quello da levigatore di legnami in Veneto, estetista in Piemonte, receptionist in Sicilia, commesso di banco in Lazio, barista sempre in Sicilia. Così con lo stage si impara a fare il caffè, forse la granita, scrive Fabio Savelli sul Corriere della Sera. A 4 mesi dal lancio del famoso portale, sempre su internet siamo, governativo Garanzia Giovani, le registrazioni di gente che vuole lavorare sono 169.000, secondo l'ultimo dato diffuso dal capo delle cooperative rosse, ministro del lavoro Poletti, su un totale presunto di oltre 2 milioni di persone non attive, quindi 169.000 iscritti su 2 milioni di non attivi. A conti fatti, meno del 10% della platea che si intende raggiungere, e con una progressione decrescente nelle ultime settimane, cioè sempre meno gente si iscrive al portale Garanzia Giovani. Si dirà, benissimo, forse stiamo sovrastimando la disoccupazione giovanile. Tuttavia, sul portale governativo finora campeggiano circa 13.000 opportunità professionali o formative. A conti fatti, soltanto 1 su 13 potrà avere una chance, tra quelle là però che ricordavamo prima. La chance
di fare una formazione da estetista in Piemonte, da levigatore di legname in Veneto, piuttosto che un esperto contabile a partita IVA, consulente, disoccupato, massimo 29enne, sempre in Veneto. In ogni caso, le richieste, diciamo così, sono 169.000, ben lontane dai 2 milioni di non attivi, e le offerte sono 13.000. Fate i conti, 169.000 richieste, 13.000 offerte, per di più di quel tipo lì, certamente non elevato e non qualificato come abbiamo visto prima. In ogni caso, soltanto 1 su 13 fra gli iscritti, che sono 1 su 10 fra coloro che dovrebbero iscriversi, potrà avere una chance, fosse anche un semplice tirocinio appunto in un centro estetico. Il modello originario, Youth Guarantee, garanzia giovani è la traduzione più o meno, il modello originario di estrazione nordica, finanziato da Bruxelles con un assegno di 1,5 miliardi di euro, impone che a tutti i candidati venga offerta un'opportunità entro 4 mesi dal momento in cui si registrano al portale Garanzia Giovani o al nord Youth Guarantee. Il caso vuole, gli stessi dalla nascita del portale è avvenuta il 1° maggio scorso. Il quadro si colora poi di un altro dato interessante. Secondo i ricercatori di ADAPT, l'associazione fondata da Marco Biagi di diritto del lavoro, oltre il 90% delle offerte di Garanzia Giovani sarebbero già state pubblicate dal portale del Ministero del Welfare Click Lavoro e dai siti delle agenzie interinali, cioè diciamo la schietta. Questa storia del portale Garanzia Giovani, che ne possa dire il numero 1 delle cooperative rosse, ministro del lavoro, compagno Poletti, è una boiata, per non dire un termine peggiore, una boiata pazzesca.
compratevi il Foglio di oggi, a pagina 2 dell'inserto c'è un articolo su Hélène Grimaud, che è anche un articolo sulla musica ovviamente, ma adesso c'è un'altra storiaccia, ne abbiamo accennato ieri, oggi viene ripresa anche da due quotidiani come Il Giornale e Libero. La storia viene dall'ospedale San Carlo di Potenza, che è finito nella bufera perché in sala operatoria è stata uccisa una donna, e c'è una registrazione shock di questa vicenda. Un chirurgo si sfoga con un collega e dice che la paziente è stata fatta morire deliberatamente. La confessione è finita sul web, aperta un'inchiesta da parte della procura. Aorta recisa sotto i ferri e ricovero in rianimazione per coprire un errore. Una brutta storia, racconta per esempio Nino Materi oggi su Il Giornale. Una brutta storia rivelata da Basilicata24.it e dal Fatto Quotidiano di ieri. Sotto il profilo investigativo la storia presenta addentellati indiziari decisamente inconsueti, a cominciare da una clamorosa registrazione in cui un chirurgo confessa a un suo collega di aver lasciato ammazzare deliberatamente una paziente sottoposta nell'ospedale San Carlo di Potenza a un intervento per sostituzione di valvola cardiaca. Perché questa registrazione shock è già di per sé un giallo? Chi è l'autore? Il chirurgo pentito o il collega che ne raccoglie lo sfogo? Per quale ragione è stata fatta? Quanto detto corrisponde alla realtà? E com'è finito il nastro sul sito del quotidiano online Basilicata24.it? Fra tanti dubbi, una certezza, scrive Il Giornale. La morte assurda di una paziente settantenne entrata in sala operatoria la mattina del 28 giugno 2013 per un intervento di routine, morta 8 ore dopo a seguito di un incidente operatorio, è stato definito così, su cui la Procura di Potenza indaga da ormai un anno. Un fascicolo giudiziario che potrebbe essere completamente scompaginato da questa agghiacciante registrazione. Nessuno ipotizza, scrive Nino Materi su Il Giornale, nessuno ipotizza una polpetta avvelenata, benché alcuni profili della storia si prestino a dietrologie, faide nel settore sanitario, protezioni e padrinaggi politici, omertà, nervi scoperti tra inquirenti e ambienti giornalistici, perché il direttore editoriale di Basilicata 24 di recente è stato indagato per simulazione di reato. Ma cosa si sente esattamente nella videoregistrazione dello scandalo datata inverno 2013? Uno dei chirurghi, il dottor C, si rivolge a un altro medico con queste parole: io ho un cruccio, ho lasciato ammazzare deliberatamente una persona, sono giorni che vado a dormire e penso a questa cosa, perché tu puoi ammazzare un cristiano in 1000 modi ma non deliberatamente. Il chirurgo accusa il primario di aver voluto ignorare il caso per evitare grossi guai. Se lo sapeva, dice riferendosi al primario, lo ha fatto apposta e io gli ho lasciato ammazzare una persona. Io, se avessi coraggio, dovrei andarmi ad autodenunciare, ma alla fine verrei licenziato, alla fine sarei io quello licenziato perché lui è coperto dalla politica che lo salva. Il dottor G, il membro dell'equipe cardiochirurgica impegnata nell'intervento, era inebetito, era spaventato e lui, cioè il primario, è arrivato un bel po' di tempo dopo ed era ancor più spaventato. Ha clampato l'arteria recisa e basta. Poi gli ha fatto l'intervento, clamp sarebbe una chiusura dell'arteria, così poi potevamo dire che la paziente era morta per una complicanza non legata all'intervento ma legata a questa lacerazione. Il primario, cioè lui, dice sempre il chirurgo in questione, mi odia perché lo tengo per i coglioni. Sono 4 contro 1 e io vengo buttato fuori dall'ospedale. Di fronte a queste cose la giurisprudenza non è veloce. Intanto ti sospendono e tu rimani mesi e mesi a casa a non fare un cazzo, capito? Così funziona. Io, se avessi fatto quello che avrei dovuto fare, mi avrebbero subito sospeso. Fin qui la registrazione. Il volto del medico che parla non appare mai. Risalire alla sua identità sarebbe facilissimo, scrive Il Giornale. Del resto, per trovare tutti i nomi dei protagonisti, basterebbe leggere il dettagliato resoconto di Basilicata 24, le cui fonti attestano quanto segue. A iniziare l'intervento è il dottor G, che non doveva essere in sala operatoria essendo appena reduce dal turno di notte, il quale dottore commette un grave errore, rompe la vena cava superiore della paziente. Viene immediatamente chiamato il primario, il professor M, il quale invece di riparare la vena la chiude con un clamp, cioè un morsetto chirurgico per bloccare l'emorragia. Si sa che il clampaggio totale, se protratto per alcuni minuti, causa la morte cerebrale del paziente. Quel clampaggio dura
oltre 1 ora e mezza. Assurdo. Nessun manuale di cardiochirurgia, nessun protocollo possono mai autorizzare il chirurgo al clampaggio della vena cava. Il primario intanto procede all'inutile intervento di sostituzione della valvola aortica e tenta di riparare alla meglio la vena cava, ma ormai è troppo tardi, la paziente è morta. Le fonti con cui Basilicata 24 sostiene di aver controllato la veridicità dei fatti ipotizzano dunque che sia stata operata una donna cerebralmente morta come se fosse viva. Tappa successiva, un paradossale trasferimento in terapia intensiva, confermato dal registro operatorio, perché la paziente viene condotta in terapia intensiva post-operatoria all'arrivo condizioni emodinamiche instabili, dopo circa 15 minuti dall'arrivo arresto cardiocircolatorio, ore 17 exitus, recita il registro operatorio. Ma si domanda il giornale, le cose sono andate davvero così? La procura è al lavoro. La direzione sanitaria del San Carlo di Potenza garantisce massima collaborazione alla magistratura e nel contempo minaccia querele contro chi diffamerà il buon nome dell'ospedale e dei suoi medici. Frasi già ascoltate in passato perfino nei peggiori casi di mala sanità. Ma sulla questione, rivelata ieri al pubblico di tutta Italia dal Fatto Quotidiano, ci ritorna proprio il Fatto Quotidiano. Donna uccisa in ospedale è la potenza dell'omertà. Titola oggi il quotidiano diretto da Antonio Padellaro. Sospeso il cardiochirurgo, comunica l'azienda sanitaria, stiamo valutando la posizione del primario. E continua il viaggio, firmato da Antonello Caporale, a Potenza, in un regno di silenzio e di familismo. Potenza è città silente, scrive Caporale, non vede, non sente, al massimo spettegola. Ha la sfortuna di essere piccola, ma da capoluogo di regione gestisce risorse importanti. Ne consegue che ogni provvedimento è costruito attraverso passaggi burocratici che hanno il sapore di riunioni di famiglia, suocero e nuora, marito e moglie, papà e figlia o figlio e nipote. I nomi si rincorrono e sono uguali. La contiguità produce vizi, dice il procuratore della Corte dei Conti Michele Oricchio. L'ultimo all'ordine del giorno è questo, la confessione rapita da un medico a un altro sulle tecniche di copertura della mala sanità. Una paziente in sala operatoria che muore durante una travagliata e all'apparenza molto negligente operazione di cardiochirurgia. Lui vede ma non parla, non denuncia. Ho lasciato ammazzare, dice deliberatamente una persona. Non parlo altrimenti mi cacciano, però tengo il primario, coautore dell'operazione, per i coglioni. Non si era quasi mossa foglia, scrive Caporale, nel solco dei panni sporchi da lavare in famiglia e poi d'un botto la pubblicazione del nastro e l'agitazione. Comunica il direttore generale dell'azienda sanitaria Maruggi la sospensione del cardiochirurgo, cioè il medico che confessa e accusa. E stiamo valutando, dice ancora l'azienda sanitaria, l'ospedale San Carlo di Potenza, una presa di posizione che potrà essere ampliata nei confronti del primario, che sarebbe quel lui citato nella conversazione e che è l'autore dell'intervento negligente. Si allarma la politica. Il sottosegretario lucano alla salute Vito De Filippo, l'ex presidente della Basilicata, chiede conto, vuol sapere anche il presidente della giunta regionale Marcello Pittella, il fratello dell'europarlamentare Pittella del PD. Vuole approfondire la magistratura e tutta la città, finora muta, è in attesa di conoscere l'esito di quest'altro scandalo. Potenza ha sulle spalle, ricorda Antonello Caporale sul Fatto Quotidiano, la storia di Elisa Claps, la ragazza uccisa, trovata incredibilmente 17 anni dopo e dopo una serie paurosa di omissioni e defiance giudiziarie nel sottotetto di una chiesa. Muta e sorda da una parte, con il vescovo che nemmeno comprende quando il suo parroco gli dice di aver trovato un cranio che si trasforma in ucraino nel ricordo del vescovo. L'alto prelato verrà chiamato a spiegare ai giudici questa e altre confusioni di stato e di luogo. Claps è il paradigma di una città che non parla, di una magistratura che ha sulle spalle negli ultimi 30 anni non una catena di successi, bensì in 30 anni 21 omicidi, alcuni anche molto strani, tutti rimasti senza colpevoli. 13 anni fa una poliziotta si suicida. La Digos la rinviene impiccata a una cintura legata a una maniglia di una porta. Maniglia della porta? Si domanda Caporale.
Potenza è una città fondata sul cemento, 67.000 abitanti in altura, 819 metri sul livello del mare, sepolti dentro un reticolo di palazzoni spropositati nelle misure, proiettati verso il nulla. Il cemento serve alla politica e anche agli ingegneri, al grande partito dei tecnici, che gode di un riflesso magico. Ogni pezzo di città collegato all'altra da viadotti. L'ultimo dei viadotti, in fase di tormentata ultimazione, è costato una tombola, 30 milioni di euro più 5 milioni di parcelle. Non per niente si chiama nodo complesso del Gallitello. E anche qui, come nella sala operatoria del San Carlo, si scopre l'inghippo, o quello che appare tale, grazie alla denuncia di un singolo. L'ingegner Pippo Cancellieri, estraneo alla progettazione, rivela che una porzione di viadotto poggia su basi d'argilla. Sapevo, dice Cancellieri, che per un errore marchiano dovuto a clamorosa distrazione era stata messa una quantità di ferro 20 volte minore del necessario. Pensavano che dileggiassi, attendevano che mi arrestassero, il sindaco fece bucare il viadotto e capì che la mia denuncia era fondata. E questo è il punto, scrive Caporale. Non esiste rete di controllo efficiente, organizzata e soprattutto impermeabile alle pressioni, perché ciascun dirigente è parente dell'altro. Il giornalista ha la moglie alla regione, il consigliere regionale è in affari con la regione, un pubblico ministero è stato per anni in comunione con la politica attraverso la consorte. Se ogni potere è pervaso all'altro, ciascuno si fa i fatti propri. La Lucania è aggrappata alle denunce solitarie, come quella di Giuseppe Di Bello, tenente della polizia provinciale, che rivela che l'invaso del Pertusillo, acqua che serve a 500.000 lucani e ai pugliesi, è divenuto una scia di idrocarburi, un contenitore di veleni. Mi accusano di procurato allarme, poi rivelazione di segreti d'ufficio, mi processano, racconta Di Bello, e mi condannano a 3 mesi per il reato di associazione. Ho commesso il reato in concorso col segretario dei radicali della Basilicata, che noi abbiamo avuto ospite più volte anche a Radio Padania, ma lui viene assolto. E io perché sono stato condannato? Il poliziotto è trasferito al museo provinciale, addetto alla sicurezza, a grattarsi i pollici, così impara. Maurizio Bolognetti potrebbe raccontarci molte di queste storie. L'acqua è perfetta e le migliaia di carpe trovate morte sono il frutto di un'alga assassina. L'ENI, che qui estrae petrolio, non è imputabile. Tutto si chiude sotto il cielo di Potenza. Scrive oggi il Fatto Quotidiano, che poi parla appunto dei casi più drammatici in tutta Italia di sale operatorie che diventano film horror. A questo punto però, per curiosità, ce lo ascoltiamo questo documento audio che comunque è stato diffuso dal Fatto Quotidiano. L'agghiacciante testimonianza, scrive il Fatto Quotidiano, in una registrazione pubblicata dal sito di informazione Basilicata 24. Nella conversazione si sentono 2 medici dell'ospedale San Carlo di Potenza che rievocano un'operazione andata male a causa della loro negligenza. Come si apprende da loro stessi, l'intervento ha portato alla morte di una paziente mentre stava subendo un intervento al cuore. Dovrei autodenunciarmi, ma verrei licenziato, dice scosso il dottore, confidandosi col collega che in quel momento lo sta registrando. Ma c'è di più, il chirurgo evoca le responsabilità del primario, convocato d'urgenza, quando la situazione era disperata. Il primario ordina di coprire lo sbaglio per imputare la morte della paziente a una complicanza post-operatoria. No, scusate, ci deve essere qualche problema perché qui abbiamo un inceppamento del computer. Adesso ci riproviamo a ricaricarlo questo documento. C'è la pubblicità purtroppo, che è una cosa inevitabile, però ve lo vorrei proporre comunque, visto che abbiamo parlato di questa storia, e oggi trovate 2 articoli pubblicati, uno su Libero e l'altro sul Giornale. Quello che abbiamo letto prima era sul Giornale, su Libero pure si parla di questa vicenda. Adesso sentiamo la telefonata in questione, o meglio la registrazione. Io c'ho un cucciolo, ti ho lasciato ammazzare deliberatamente una persona. Io sono responsabile della morte, non lui. Io ogni notte vado a dormire penso a questa cosa. Capito? Perché tu puoi ammazzare un cristiano 1000 volte, ma non deliberatamente, non sapendo quello che fa.
capito? No, ma Non lo sapeva quello che stava facendo. Oppure se lo sapeva, lo ha fatto apposta. Sì, per far vedere che lui... Io gli ho lasciato ammazzare una persona, non lo perdono. Io se avessi coraggio dovrei andare tanto denunciare. Se avessi coraggio, ma non posso farlo, perché fa solo guai, solo licenza, non è vero. Alla fine sono io quello che rischia il posto di lavoro. Perché lui Lui è coperto, la politica, lo salva. Sì, salva, non è che salva. Sì, una figura, ti dà, non è facile. Ma è arrivato lui, che è ancora più spaventato. Lui è arrivato dopo un bel po' di tempo, È arrivato, è ancora più spaventato. Acclamato e basta. La cosa più semplice, gli faccio l'intervento e poi diciamo che è morto per una complicata. Sì. Non legata all'intervento, ma legata a questa lacerazione che hai capito. E come si dimostra che muore una paziente con una lacerazione? Perché non l'hai fatta lì? Se ne va in galera, e il pericolone, lui lo sa, e per questo mi odia. Dimmi ora che deve fare, dimmi ora in realtà, che deve dire che io ho ragione. Ragazzi, 4 contro 1, io vengo buttato fuori dall'ospedale. Hai capito? Che interesse c'ha un bolotto di andare a dire al posto di lavoro di fronte a queste cose? La giurisprudenza non è veloce. Intanto sospetti. E tu rimani mesi e mesi a casa a non fare un cazzo. Hai capito? Così funziona, non è così. Io se avessi fatto quello che dovevo fare, sospendevano anche me. Autentica o no, per qualsiasi motivo sia stata fatta questa registrazione, a me viene da dire, ma voi sapendolo e potendo scegliere da medici e chirurghi così, vi fareste operare? A prescindere proprio dalla natura della registrazione che dovrà essere verificata, la cui autenticità, il motivo per cui è stata fatta, da chi è stata fatta, perché, con quali retroscena, eccetera, dovrà essere verificata dalla magistratura, e qui apriremo un'altra parentesi che non apriamo in assenza di avvocati penalisti, però al di là di questo, da personaggi che parlano così, con questo tono di voce, pur ammettendo che magari la cosa era artefatta, non lo so, punto di domanda, perché giustamente anche il giornale si domanda, questa registrazione è vera, non è vera, per quali motivi è stata fatta, da chi, come, perché. Al netto di tutto, da gente così io le mani addosso non me le farei mai mettere. Comunque siamo arrivati alle 12, ci salutiamo, buona prosecuzione d'ascolto su Radio Padania, buon pomeriggio a tutti da Giulio Cainarca. Per traslocare ho scelto Grillo Antonino.